casetta. Ok, perfetto. Vedo che i consiglieri stanno entrando. Dietro non si accende. Ecco, bene. Scusi, come si chiama? Paolo, sa come si accende? Così. Consiglieri Pagotto, Parrella, Rossetta, inserite avvicinate le... Allora, un attimo che faccio partire il sistema. Bene, apriamo questa sera la 48esima seduta del Consiglio Comunale, di mercoledì 19 aprile 2023. La seduta pubblica può essere vista anche in diretta sul canale televisivo La Tenda TV, visibile quindi sulle smart TV e su internet. Passo la parola al segretario per l'appello. Ripetiamo l'appello. Sì. Prego. Vagliana Mirella, Casagrande Andrea, Reggiano Antonio, assente. Assente, giustificato. De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, assente, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto e Varaschin Gianni. Il numero legale c'è, sono 2 assenti. La nomina degli scrutatori. Allora, Gumiero Maurizio, Pagotto Alberto e Dus Marco, va bene? Grazie. Allora, iniziamo questa seduta comunicando che l'amministrazione mi ha chiesto di ritirare il punto all'ordine del giorno. Allora io lascerei la parola al sindaco per dare le motivazioni. Dopodiché lascerò la parola ai capigruppo, 3 minuti a testa per i capigruppo per esprimere le proprie opinioni e poi metteremo al voto il ritiro del punto. Prego, sindaco. Buonasera a tutti. È con profondo dispiacere che questa sera propongo al Consiglio di ritirare il punto, l'unico punto che avevamo in trattazione questa sera. Purtroppo tutte le nostre corse che abbiamo fatto cercando di risparmiare anche le singole giornate proprio per dar modo ai nostri uffici di elaborare al meglio il rendiconto, comprendendovi anche quello sforzo che stiamo facendo come città per poter acquisire il teatro, perché non serve più a questo punto fare le corse dal momento che ieri sera al nostro dirigente e questa mattina anche a me, telefonicamente, Fondazione ha specificato che il prezzo
tutt'oggi sempre convenuto sia verbalmente che per iscritto, sarebbe stato gravato da IVA al 22%. Non chiedetemi di approfondire tanto le motivazioni che possono indurre una parte venditrice di applicare l'IVA quando obbligo non c'è di farlo. Ci saranno delle convenienze, non so, che non conosco. Sta di fatto che, nonostante che abbia cercato di fare qualche colpo di coda questa mattina per ottenere un ravvedimento, se così si può chiamare, un cambio di posizione da parte di Fondazione, a tutto adesso non ha avuto nessun riscontro. Quindi voi capite bene che un 22% applicato su 2,5 milioni fa quasi circa 3 milioni. Cambiano i parametri, tutti i nostri sforzi per accumulare come i ghiri un po' di denaro che avrebbe potuto facilitare, ecco, l'acquisizione senza accesso al credito, oggi un po' pesantino da fare perché gli interessi sono cresciuti, fa sì che io ritiro il punto e prendiamoci tutto il tempo necessario per fare gli approfondimenti del caso. Mi dispiace tanto avervi disturbati tutti, non è colpa nostra, è caduto come un fulmine a ciel sereno ciò che non ci si aspettava. Grazie, Sindaco. Allora, io lascerei la parola ai capigruppo per 3 minuti di osservazione. Se non ci sono osservazioni, prenotatevi però, se no non vedo e devo... Allora, capogruppo Marco Dus, prego. Buonasera a tutti innanzitutto. È una seduta particolarmente strana, quella di questa sera, è una seduta straordinaria e ricordo a tutti che ci avete convocato con urgenza. Vi abbiamo detto che l'urgenza dal nostro punto di vista non era una strada percorribile per tutta una serie di motivazioni ben argomentate. Ci avete risposto che l'urgenza invece c'era e che dovevamo venire questa sera a votare una cosa, altrimenti e giù motivazioni. Arriviamo qua e ci dite che ritirate il punto. Non ho parole per definire questo atteggiamento. L'IVA, che non è stata chiesta da un anno a questa parte, ammonta a 528.000 euro. Non si parla di pochi centinaia di euro. Mi permetto di dirvi che molte volte vi ho detto che governare con l'arroganza di quelli che pensano di sapere tutto loro, senza mai l'umiltà di ascoltare anche quello che hanno da dire da questi tavoli, non fa fare molta strada. E questa sera ne abbiamo una dimostrazione plastica. Con arroganza ci avete convocato d'urgenza, con arroganza alla nostra osservazione avete voluto andare avanti ed ora ritirate il punto. Io credo che non sia una dimostrazione di buona amministrazione quella che state dando. E il problema non è che la state dando alla minoranza, ma è un problema che stiamo creando alla città intera. Abbiamo illuso che potessimo avere un teatro di cui buona parte di noi era a favore, dato che avevamo dato un anno fa il mandato al sindaco di acquistare il teatro ed ora questo non è più possibile. Ora vedremo cosa succederà, ma certo abbiamo messo una pietra d'inciampo questa volta sul nostro percorso. Grazie. Consigliere Dus. Consigliere De Antoni, capogruppo, prego. Sì, anche a me dispiace molto di questa decisione che l'amministrazione ha presa e sono contrario a rinviare le discussioni di questo punto all'ordine del giorno. Sono contrario perché
la delibera che avevamo fatto quasi un anno fa, il 27 aprile del 2022, prevedeva di dare mandato all'amministrazione comunale e ai competenti uffici di verificare la congruità del prezzo e la conseguente sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisizione e gestione del bene. In un anno non siamo riusciti a portare a termine questo percorso, che mi rendo conto è complesso, mi rendo conto è difficile, ma anche nelle ultime attività, procedure che sono state eseguite, comunque sono state fatte secondo me degli errori. A parte che del problema dell'IVA si sapeva già dal 14 aprile, nella relazione del dirigente che è legata alle documentazioni che ci avete inviato, c'era già scritto che esisteva questo problema dell'IVA che doveva essere risolto. Come lei sa, l'IVA la decide il venditore, se motivazioni che forse si sapevano già, perché non è che se le sia inventate adesso il venditore non è che si sia inventato adesso queste modalità, probabilmente lo sapeva da tempo, ed è strano che in un anno non abbia comunicato questo suo intendimento. Io sono contrario al rinvio perché anche nelle documentazioni che ci avete inviato e che io ho esaminato con grande attenzione, ci sono ancora alcuni passaggi che non sono stati fatti secondo me correttamente. La cosa più strana è la presenza di due perizie, entrambe affidate dall'amministrazione, due perizie che hanno una differenza di valore di quasi 1 milione di euro e l'amministrazione, senza nessuna valutazione di congruità neanche da parte degli uffici, decide, perché lo ha detto lei, decide che si voleva comprare il teatro a 2.446.000, cioè il valore della perizia più alta. Io ho segnalato sia ieri in commissione che oggi al dirigente tecnico, ho segnalato che anche nella perizia dell'Agenzia delle Entrate ci sono delle incongruità o perlomeno delle cose che io non capisco. Anche l'ingegnere mi ha detto che le aveva verificate anche lei, perché è un lei, e quindi non capisco perché adesso si rinvii senza neanche approfondire questi punti, perché poi con quale mandato andrete ad approfondire questi punti. L'ultimo aspetto è ritengo anch'io che spendere 3 milioni di euro sia una cifra molto elevata, però l'aspetto economico si può superare abbastanza facilmente, perché io sostengo che il mutuo si possa assumere, gli interessi da pagare anzi la quota di ammortamento da pagare è di 160.000 euro per 30 anni, ci sono le risorse per farlo, c'è la capacità di indebitamento, nel 2025 non ci saranno più i derivati e il bilancio del Comune sarà assolutamente in grado di pagare queste rate. Stiamo perdendo un'occasione importante, perlomeno di discutere, di approfondire e anche di esprimere quello che sono le sensazioni, gli approfondimenti che abbiamo fatto in questi giorni. Grazie, consigliere. Consigliere capogruppo De Bastiani, prego. A questo punto sono d'accordo anch'io che, visto che non abbiamo altri punti da discutere e che abbiamo un po' di tempo, potremmo confrontarci su questo tema, visto che verrà ripresentato, speriamo anche presto, perché credo che a Vittorio Veneto tutti quanti ci tengano a acquisire questo immobile che è così importante per la nostra città. Mi astengo da ogni altro commento che sarebbe facile esprimere, perché siamo veramente di fronte a dimostrazioni di estrema incapacità. È da un anno che parliamo di questa possibilità di acquisire il teatro e 2 ore prima del Consiglio Comunale ci si accorge che una questione, tra l'altro già espressa appunto nella perizia del dirigente, che non si sa se c'era l'IVA o meno, però nonostante quello noi abbiamo chiesto una proroga, però quando l'abbiamo chiesta noi non era possibile averla. Adesso il sindaco dice prendiamoci tutto il tempo per approfondire.
E grazie Sindaco che adesso ci dà il tempo per approfondire, e volevo chiedere, approfondiamo assieme o approfondite voi e dopo ci chiamate qui con urgenza a votare se sì o se no? Perché tra l'altro non è marginale, a nostro avviso, quello che è successo, cioè queste due perizie che contrastanti tra di loro, insomma, non sono una cosa seria. Ci sono due perizie, una che stima il teatro 1,5 milioni e una che stima 2,5 milioni del teatro. Una delle due è sbagliata, oppure, sì, solo una può essere, oppure sono sbagliate tutte e due, non lo so, però mi piacerebbe insomma capire, visto che il Comune ha speso credo 8.000 euro per fare la prima perizia, se non sbaglio, e 5.000 euro per fare la seconda, 3.000 euro per fare la seconda, sì. Mi piacerebbe capire dove sta l'inghippo. Io adesso chiedo comunque al Sindaco, domani cosa succede? Perché a questo punto, se l'altra volta la situazione era così di sospensione, adesso mi sembra che sia di estrema incomprensione. Grazie, consigliere De Bastiani. Altri capigruppo? Basta. Varaschin? No. Beh, allora a questo punto, visto che non ci sono prenotazioni, io porrei in votazione il ritiro. Quindi chi vota a favore vota per il ritiro. Vi chiedo la cortesia, siccome il sistema è impostato, eccetera, votiamo vecchia maniera, visto che è l'unico, perché ho l'impressione... No, perché, allora, tecnicamente non è impostato il ritiro. Se volete facciamo la votazione dal punto di vista... ho paura che se dopo serve andare avanti, il sistema è impostato, quindi vi chiedo di fare la votazione per alzata di mano palese, insomma, ecco, perché non vedo l'opzione ritiro. Alla vecchia maniera. Bene, allora votiamo per il ritiro del punto all'ordine del giorno. Favorevoli? (10). Contrari? 6. Astenuti? 0. Allora, l'ordine del giorno, il punto all'ordine del giorno è ritirato, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale. Buonasera.